Le ultime mosse erano casuali per fargli cadere il tempo, era completamente vinta per la donna in più, ma ho dovuto speculare sul tempo perché non c'era l'incremento. Una partita da cardiopalma? Andiamo a vederla. Il mio cuore stava fermandosi. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, proviamo oggi a giocare un'altra partita con mosse divertenti, quindi proviamo a sfidare sempre un avversario casuale, vediamo chi ci accetta. Ho lanciato una sfida a 3 minuti, ok, un giocatore tedesco, vediamo cosa succede, ci hanno giocato E4, giochiamo la francese, D4, D5, cavallo D2, ci hanno giocato la Tarrasch, giochiamo C5, ok, cosa farà? Prenderà in D5, prenderà in C5, giocherà cavallo F3, una posizione già vincente. Sono curioso di vedere cosa ci gioca il nostro avversario, che sta pensando, sta decidendo quale variante giocare, però è una partita a 3 minuti, quindi lui dovrebbe cercare di essere rapido. Ok, chess crew. Cosa vuol dire crew? Allora, tedesco, la nazione l'ho indovinata. Ok, 26-25, qua non capisco perché sta pensando così tanto, siamo in apertura. Abbandonato, si è ritirato. Cavolo, incredibile, non ho mai visto una cosa così, non so perché. Ok, meglio, no? Si è ritirato, va bene. Allora giochiamo un'altra partita. Non lo so, a volte suppongo che succede, no? Che quando uno gioca su internet magari succede qualcosa, magari, non so, gli suonano al campanello, lo chiamano al telefono e deve abbandonare la partita. Meglio. Va bene, proviamo a vedere se qualcun altro accetta. Il limite elo è più infinito o meno infinito. Vediamo se qualcuno gioca. Ok, un certo Clue Khan di Hong Kong. In Hong Kong giocano bene, che ho giocato i 4. Giochiamo ancora la francese? Ma sì, dai. Vediamo se ci fa ancora la Tarrasch. Di 4 di 5. Ok, ci ho giocato la variante di spinta. Ora sviluppiamo i pezzi velocemente. Alfiere 2, ok, ora sviluppiamo il cavallo in G6 per poi giocare alfiere 7 al Rocco. Ok, c'ho questa H4. Forse avrei dovuto aspettare un attimo prima di giocare H4. Penso che avrei dovuto aspettare, se non vado errato, penso che avrei dovuto aspettare che io, non so, finissi, che io vincolassi il mio cavallo G6. A me sembra un pochino prematura, però posso sbagliarmi ovviamente. Però qua sono abbastanza soddisfatto. Non so se vuole giocarmi G4, forse è un'esagerazione, dopo torno indietro. Ok, cavallo C3. E ora contro donna B6 cosa vuole fare esattamente? Posso giocare donna B6 anche alfiere E7. Adesso donna B6 vorrà giocare cavallo A4, presumo. E poi su donna A5 potrebbe tornare indietro e non ho più nulla, non ho nulla più della patta. Se gioco alfiere E7, alfiere E7 non deve essere male, no? Oppure donna V6, vediamo un attimo, 6, cavallo A4, donna A5, torna indietro, tac. Potrei giocare anche alfiere E7, G3, donna B6, che tentazione enorme. E donna A4, cavallo C3. Ma giochiamo donna B6, vediamo un attimo che sorpresa ci ha preparato. E donna cavallo A4, ok, su donna A5 cosa vuole fare? Chiedo, alfiere di 2, alfiere B4, ma non capisco cosa vuole fare. Che mi sembra che perda un pedone senza il minimo compenso, però forse mi sbaglio. Non perde un pedone. Se non vado errato, poi come fa a difendere di 4? Non gli crolla tutto qua. Boh, non lo so. Vediamo cosa deciderà il destino. Ma per ora non mi lamento. So, forse si è sbagliato, forse ha preso un granchio. Però ho 1 minuto e 36.
Ecco, quando giochiamo la francese e ci giocano la variante di spinta, il bianco ha più centro, ma il pedone in D4 può diventare vittima di attacchi neri. Ora sicuramente dove... Davvero, alfiere C3. Wow, io pensavo che sarebbe tornato indietro con il cavallo. Non capisco molto lo stile di questo signore. Ok, se gioco cavallo per D4 con scoperta, non... Cavallo per D4, cavallo per D4, alfiere per... Boh, andiamo a vedere. Tac, scoperta contro il cavallo. Vediamo che sorpresa ci ha preparato. Alfiere per A4. Ho dato una scoperta. E ora tutto dovrebbe procedere bene. Vediamo. Ora su donna per. Ok, cosa non ho calcolato? Vabbè, però non è un cambio. Però un cambio ho guadagnato un pedone. Ok, sei contento lui, io sono contento. Si è mantenuto un po' di materiale, però sempre un pedone in più, no? La cosa dovrebbe favorirmi, credo. E ora se gioca G4 posso giocare A6 intermedia. Questo cavallo è fastidioso. Ok. Beh, giochiamo A6 perché il cavallo non lo voglio avere qui per molto tempo, infastidendo. E ora posso giocare anche cavallo E7 per ricatturare con questo cavallo. Però la posizione dovrebbe essere abbastanza buona, se non sbaglio. E B5. Via via da qui. Su cavallo D6, F6. In modo che il cavallo non sia stabile. E poi rischia di perdere il pedone in F5. Ma qua non so bene quale sia il suo piano. Che ora prendiamo. Va bene, ok. Ok. E ora? Non sta peggio. Più materiale. Ok, a questo punto giochiamo... Ok, ora torre qui. Bisogna centralizzarsi. Ora giochiamo torre F4 per provare a cambiare dei pezzi. Magari poi giochiamo torre 4. Avevo perso la qualità in una mossa giocando veloce. Questo è un errore da non fare. Va bene, ora giochiamo cavallo C. Ah, sto perdendo il filo del discorso. Cioè, vediamo di concentrarci e di non fare sciocchezze, perché le sciocchezze si pagano care in questo gioco. Ok, ora andiamo qui. Ok, non posso ripetere. Sto giocando malissimo. Ora andrà in D4 penso, dopodiché devo retrocedere. Ora può prendere in E6 e mi fa un dispetto. Ora poi mi prende in D5 e recupero un pedone. Ma ok, non l'ha fatto. Molto poco tempo. Cavallo C3. Vediamo cosa succede. È dato scacco. Ora ci difendiamo in A5. Non so se andiamo in A4. Non so se è corretto. E5. Probabilmente sbagliata. Ok, torre di 4. Ok, prendiamo in F3 perché non c'è tempo. Ora giochiamo torre di 1. Molto poco tempo. Ora voglio giocare su questi pedoni. Tac, A5. Alla qualità in più ma i pedoni passati. Tac, B3. Cavallo B4. B2. B1. Il materiale non è un'opinione. Tac. Ora prendiamo in H6. Una mossa qualunque. Fargli cadere il tempo. Le ultime mosse erano casuali per fargli cadere il tempo. Era completamente vinta per la donna in più, ma ho dovuto speculare sul tempo perché non c'era l'incremento. Una partita da cardiopalma? Andiamo a vederla. Il mio cuore stava fermandosi. Andiamo a vedere la partita. Mi dispiace aver vinto così, mi sarebbe piaciuto vincere in modo tecnico, ma quando lui aveva un secondo, io 2 secondi, devo fargliela cadere, perché se metto a giocare tecnico perdo io di tempo. Ok, andiamo in analisi. Ora bisogna rilassarsi, bisogna far diminuire il battito cardiaco. Ok, allora E4 E6. Però se non vado errato H4 è sbagliata. H4 io mi ricordo che non è granché.
H4 non è granché. Il motore in realtà preferisce donna B6, ok? Io non mi ricordavo. Ok, io ho giocato cavallo F5. Poteva provare G4, che era la più aggressiva, quella aveva più senso. Ho giocato cavallo C3. Sì, qua alfiere E7 era l'altra mossa. Ecco, dopo donna B6, cavallo A4, donna A5, lui assolutamente doveva tornare indietro con il cavallo, era quello che dicevo, dopodiché la donna non sta molto bene, il nero a volte dà il perpetuo. Certo, come nero non è male. Non mi ricordavo bene. Lui ha giocato alfiere D2, però dopo alfiere D2, alfiere B4, ora gravi problemi. Se torna in D4 perde il pedone. Ora lui gioca alfiere C3 e ora punto esclamativo scoperta, tac. Ora lui gioca cavallo per D4, alfiere per A4. Bellissima, no, questa scoperta. Sto attaccando 2 volte il cavallo. Alfiere per A4, donna per A4, donna per A4, alfiere B5 scacco. Ora ho giocato alfiere per donna per, ora un pedone in più. Alfiere per B per Re D7, ora questa posizione dovrebbe essere vinta, no? A gioco corretto. Ho giocato C4, qua in realtà non so perché non ho preso. Ok, ho giocato A6, qua ho giocato forse una mossa un pochino timida. Ecco, e qua ora ho preso un altro pedone perché il cavallo, attacco il cavallo, il pedone che difende il cavallo. Però adesso qua il computer dà al nero un grande vantaggio, ma il tempo era poco, 48 secondi, e qua penso... No, qua pensavo di aver fatto una sciocchezza, ma no, nessuna sciocchezza. Ora tutto in regola, Re C5. Sì, stavo sempre un pochino meglio, però ora devo evitare di ripetere. Ora qua se prendevo in E6, qua recupero un pedone, ma sto meglio per l'attività del re. Il nero ha comunque un grande vantaggio. Alla fine ho tergiversato, sono attivato il re, cavallo C3. Qua volevo andare in A3, sì, re A3 vince, ma con così poco tempo ho paura di prendere matto, ma con tutti i pezzi in presa... Non lo so, non potevo calcolare tutto questo, avrei potuto finire tragicamente con re qui, non so cosa sarebbe successo. Quindi ho preferito rimanere con re sano e salvo. Ho giocato E5 perché fare una mossa non avevo tempo. Qua potevo prendere in H4, non ho visto. E qua ho deciso di dare la qualità, non so com'è. Il motore dice che ho partita torre di 1. Torre di 1, ecco, il motore dice che è sbagliata perché c'è che la posizione è pari. 0-0, ma io nella pratica preferisco il nero perché sono veloce. Cavallo C3, torre per G7, cavallo per A2. Ora di nuovo partita vinta. C'erano 7 secondi contro 9. E come fa a difendersi qua? Ora ha sbagliato, è andato a prendere i pedoni, la qualità in più, ma io il pedone che vince. Lo B4, vado a donna. E qua sì, pochissimo tempo, 5 secondi a testa. Adesso guardate, provo a dare scacco, il suo re non può mai andare in una casa minata. E qua metto la donna in presa perché a 2 secondi, se pensa come catturarmi la donna, perde 1 secondo e mezzo. Cioè qua si gioca per la velocità del braccio, del mouse, per chi lo muove più veloce. Mi dispiace, purtroppo sono così gli scacchi senza incremento. Torre 4, che qua ovviamente è completamente vinta per il nero, ma io ho 2.2 secondi, lui ha 1.1 secondi, quindi voglio che pensi per catturarmi la donna. Qua continua a fare mosse corte, no? Probabilmente con la pre-move, non sta prendendo tempo. Ora gioco donna per F3, non può fare la pre-move. Prima stava pensando 1/10 di secondo, ora qua pensa quasi 1 secondo, mezzo secondo, 0,7 secondi a 0,2 secondi. Ora non riesce a pensare, fa una mossa, deve catturarmi sia il cavallo sia il pedone, non ce la fa e perde di tempo. Mi dispiace per lui, però è andata a finire così. Vediamo, speriamo di vederci in breve con qualche altra partita. Alla prossima!